Buonasera, ben trovati all'appuntamento del martedì 19:30 20:30 con il sindaco risponde, quindi ovviamente voi potete telefonare ai numeri che vi faccio subito vedere per la diretta allo 049 80 777 53, per i messaggi 345 33 4 1171 oppure le mail sindaco risponde @gruppo-tv7.com, oppure potete mandare messaggi sulla piattaforma di Facebook nella pagina di Reporter per fare le domande. Questa sera il sindaco non c'è, però arriva puntualmente il vice sindaco Andrea Michalizzi. Buonasera. Buonasera. Come va? Bene, molto bene. Io faccio questa domanda in tutte le mie trasmissioni, sino alla noia, tanto per iniziare un dialogo certo. e per far conoscere ai nostri telespettatori che siamo in diretta. Va tutto bene? Tutto bene, sì, siamo ripartiti dopo la pausa natalizia, ma insomma abbiamo importanti cose insomma in programma. Tipo? Beh, insomma stiamo lavorando molto su... Le devo provocare o no? Ah, guarda, è una chiacchierata sempre molto piacevole questa. Adesso stiamo... No, prima però me la interrompo, le chiedo scusa per fare i complimenti, perché ovviamente Padova è una città ricca di turismo e ricca di turisti, e quindi davvero io in questo periodo natalizio nel camminare per il centro città ho visto delle comitive con la bandierina di accompagnatrice di turisti, davvero moltissime, e questo vuol dire che sotto questo punto di vista avete fatto un investimento. Io mi auguro continuate in questo investimento, perché davvero ho visto tanti, li avrà visti anche lei ovviamente, tantissimi turisti, cosa mai vista qui a Padova. Ma noi cerchiamo di alimentare quelle che sono le potenzialità di una città che è bellissima. Questo ci dicono le persone che vengono a Padova, i turisti che magari anche incrociamo, perché c'è anche tanto turismo italiano, non solo straniero. Sì, la reazione è: non mi aspettavo una città così bella. E noi dobbiamo, come dire, probabilmente lavorare ancora, e lo stiamo facendo, i dati lo dimostrano, insomma, sul far percepire la bellezza e la straordinarietà della città. Basta pubblicizzarlo un po'. Insomma, però i dati, come dire, sono confortanti. Usciamo da un bel Natale dal punto di vista delle presenze, diciamo, in città, dal punto di vista turistico, e da anche, come dire, manifestazioni, iniziative che ci sono state, sia per i festeggiamenti, sia per consentire anche tutte le attività economiche, diciamo, di lavorare, sia anche per l'atmosfera natalizia, insomma, che si è respirata in città. Ecco, devo dire che insomma ha funzionato il Natale padovano, e niente, ci lasciamo alle spalle quest'altro anno. Si ricomincia ora con le attività, insomma. La mia speranza è che piova un po' di più di come sta piovendo, sa, perché sono preoccupato per la questione siccità. Beh, ma insomma oggi ha piovuto, Poco. chiamano, anzi proprio la prima tematica, vice sindaco, che volevo parlare con lei è il piano neve, perché sembrerebbe ovviamente dalle previsioni che giovedì un po' di neve poi si trasformerà in pioggia, dovrebbe cadere, le previsioni danno per sabato e domenica un abbassamento molto importante delle temperature, con ghiacciate anche giornaliere, quindi è tutto pronto in virtù se dovesse accadere questo? Sì, il piano Visto neve che nostro... parliamo di pioggia, certo. ho già inanellato il primo ragionamento. Eccolo. Certo. Il piano neve è già pronto. Noi con l'inizio dell'inverno, come dire, attiviamo questa modalità. Abbiamo 24 mezzi spargineve e spargisale, quantitativi di sale a sufficienza, ma l'attività è già iniziata, perché non si attiva il piano neve solo quando nevica, ma quando le temperature vanno sotto zero, perché i nostri mezzi spargisale, quando è prevista che la temperatura scenda sotto zero, escono e vanno a fare i 100 punti sensibili della nostra città, tra rotatorie, sottopassi e cavalcavia, per, come dire, scongiurare o ritardare la formazione del ghiaccio. Quindi quando andiamo sotto zero, neve o non neve, noi con la salatura dei punti sensibili delle strade usciamo. Sabato è prevista neve,
e quindi in nottata, e quindi noi la sera usciremo non solo sui 100 punti sensibili ma sulla viabilità principale e la viabilità in interquartiere. A cosa serve il sale? Chi è abituato e ha confidenza anche con le faccende domestiche, la famosa acqua per fare la pasta, lo sa. Il sale tarda la formazione, modifica la temperatura di solidificazione dell'acqua e tarda quindi la formazione del ghiaccio. E quindi noi con la salatura cerchiamo di fare in modo che la neve non si compatti, che è, come dire, la quindi situazione più fastidiosa. è tutto pronto? È tutto pronto. Ecco, nel ragionamento che io l'ho interrotta per via, lei diceva ci auguriamo che continui a piovere proprio perché è preoccupato per quanto riguarda la siccità che c'è stata tutta l'anno scorso, insomma. Noi continuiamo da quest'estate a tenere un regime di allarme di siccità. Oggi siamo a percentuali del 50% in meno delle portate d'acqua rispetto allo storico padovano, delle portate dei nostri fiumi e dei nostri canali. Abbiamo metà dell'acqua che storicamente c'è. Noi oggi nei nostri canali, nei nostri fiumi vediamo quantitativi di acqua che apparentemente sembrano sufficienti perché la stagione dell'irrigazione si è conclusa e ripartirà in primavera, ma sta piovendo poco. E noi non dobbiamo tenere d'occhio solo la pioggia che ci cade sopra i nostri tetti e sopra le nostre teste, ma dobbiamo tenere d'occhio tutta la pioggia che scende dall'arco pedemontano alpino e sulla regione padana, perché poi è quella che alimenta i nostri corsi d'acqua. Noi vediamo che neve ne sta venendo poca in montagna, comunque abbiamo avuto... Allora facciamo l'ipotesi che ne arrivi poca. Quali sono le iniziative che bisognerà prendere? I provvedimenti più che iniziative? Sarà molto difficile rispondere a questa situazione perché noi stiamo mantenendo il tavolo emergenza con il Genio Civile aperto proprio per rispondere a questo interrogativo, ma se continua a non piovere noi ci troveremo una situazione di scarsità d'acqua, quindi di siccità come l'abbiamo vista quest'estate. È possibile che ce la troviamo prima di luglio, magari già a partire da marzo, aprile, adesso dipende da come insomma i quantitativi d'acqua arriveranno in questo inverno, e quindi ci stiamo, come dire, preparando ad un'emergenza che l'anno scorso è stata un'emergenza inedita, non avevamo mai visto i nostri canali in secca. Ed è stata una situazione che ha visto morire di pesci, una situazione di... Ma questa emergenza, che provvedimenti bisognerà prendere? Tocchiamo ferro, ma guardiamo la parte più preoccupante. Se dovesse accadere ciò, i provvedimenti che bisognerà prendere quali saranno? Allora, da una parte abbiamo chiesto alla Regione un'interlocuzione attraverso anche gli enti con cui stiamo gestendo questa emergenza, che sono il Consorzio di Bonifica, che sovrintende sui canali, e il Genio Civile, che sovrintende i fiumi. Sono due enti di emanazione regionale. Un ragionamento che stiamo facendo con loro è questo, che se cambia, cioè se la situazione dell'anno scorso non è una situazione, diciamo così, che è stata un caso eccezionale, ma è una situazione che si ripete, vuol dire che si è modificato l'equilibrio idraulico della nostra regione intesa non come Veneto, intesa come area vasta. E quindi se è cambiato l'equilibrio idraulico dobbiamo cambiare anche la politica di gestione delle acque che è regolamentata dalle regioni e in collaborazione con i territori attraverso il Genio Civile, i consorzi di bonifica, attraverso tutti i manufatti idraulici che portano l'acqua di qua e di là. Quindi se la situazione di minor acqua è una situazione che si cronicizza, serve una politica di distribuzione dell'acqua probabilmente diversa, perché Padova non può essere una città che d'estate vede in secca i suoi canali, per un'immagine della città, ma anche per una caratteristica, cioè per un motivo di carattere igienico-sanitario, perché noi abbiamo avuto questo tipo di problemi quando i canali sono andati in secca, o altri elementi di funzionamento. Certo. L'inceneritore non funziona senza acqua.
per esempio, chiaro, perché il raffreddamento di alcuni impianti viene effettuato con l'acqua. Lei pensi quando sono arrabbiato io col sindaco Crescente che ha tombinato tutti i canali di Padova, che vorrei rivedere tutta quella Padova, pensi lei dunque? Ecco, e c'è un aspetto anche di immagine della città che non può essere, che deve essere tutelato. Quindi una parte è questa, l'altra parte è una comunicazione sul risparmio, l'altra noi ereditiamo dal profondo passato una situazione per cui le vecchie abitazioni, edifici che stanno in centro, alcuni di questi ancora scaricano sul fiume. Quando siamo in secca o con acqua stagnante, questa situazione crea dal punto di vista igienico-sanitario una situazione insostenibile. Stiamo con APS monitorando tutti gli scarichi e già nei prossimi mesi parte la prima tratta di bonifica degli scarichi in fiume, quindi dobbiamo pensare in modo più incisivo a questa situazione qui anche. Io già le interrompo perché lei giustamente nelle trasmissioni precedenti vorrebbe nel concetto portarlo al termine, come giusto sia, dall'inizio alla fine, proprio per spiegare bene, per far capire bene. Io delle volte maleducatamente la interrompo perché ho una scaletta impegnativa, ogni volta che viene lei io non riesco mai a arrivarci a metà perché guardi, quindi cerchiamo, se io la interrompo non si stia a arrabbiare, però cerco di interrompere nel momento in cui ho percepito che il suo ragionamento ha preso l'argomento che stavamo parlando. Senta, abbiamo già col primo argomento, che è un argomento poi tra l'altro che si dibatte, si discute da anni e anni, che è il futuro della Prandina. La futuro della Prandina, c'è chi dice che è arrivata, credo sia una suggestione quella dell'auditorio dal mio modesto punto di vista, perché davvero hanno cambiato 1000 posti per quell'auditorio. Cosa succederà e se una volta per tutte si riuscirà finalmente a trovare una soluzione su questa benedetta Prandina, perché ne parlano tutti, io sono passato anche oggi, è mezza vuota, quando era gratis era sempre piena, però erano tutti gli abitanti della zona che mettevano l'automobile gratuitamente. E quindi cosa succederà, vice sindaco Micarizzi? Noi è un po' di tempo che stiamo analizzando, come dire, il futuro di questo spazio e ci sono alcuni punti fermi. Alcuni punti fermi sono che... Le interrompo, no, per completamento le chiedo anche ancora una... Ho capito che state studiando, ma sono 5 anni che state studiando. Cioè, ci sarà prima o dopo questa benedetta soluzione? Perché lei mi racconta, il sindaco mi racconta, tutti mi raccontate, ci sarà, dobbiamo trovarci con i comitati, con tant'altro. La domanda che le faccio, ci sarà davvero una soluzione in tempi, almeno non dico oggi per domani, ma almeno in tempi di un paio d'anni, che finalmente si trovi una soluzione di questa benedetta Prandina? No, perché ad oggi i finanziamenti non ci sono. 5 anni che discutiamo, però nel frattempo in questi 5 anni l'abbiamo acquisita, che è stato un tassello importante. Da 2 o 3 anni l'area di proprietà nostra, ora bisogna finanziare un progetto. Di sicuro l'area della Prandina sarà incardinata nel sistema del Parco delle Mura. Questo è imprescindibile perché le mura del 500 la attraversano ed è una presenza che deve caratterizzare quel luogo. Un'altra è quindi un'area come dire, monumentale con una parte importante di verde. Gli altri elementi che la caratterizzeranno saranno i servizi, quindi le attività istituzionali, culturali, ricreative. Abbiamo pensato anche, ragionato sulla possibilità di scuole, attività, come dire, di questo tipo, e il parcheggio, perché comunque un parcheggio, grande o piccolo che sia, comunque anche quello che oggi c'è verrà, come dire, in qualche modo organizzato per consentire anche un'accessibilità al centro, ma anche il raggiungimento di un'area che deve essere importante. C'è un problema drammatico che sono le risorse, perché ogni, come dire, azione attiva e concreta si attiva attraverso un finanziamento che poi dà là alla progettazione. In questi giorni il sindaco ha in qualche modo aperto un dibattito su una suggestione nuova, quella dell'auditorium, perché potrebbe aprirsi una possibilità di finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio su quest'opera.
va approfondito e capito insomma se è un destino Ma quindi possibile. cosa verrebbe fatto l'auditorium? Dove verrebbe fatto lì? Questo non si può, il sindaco ne ha parlato solo 15 giorni fa. Cioè, ma bisognerebbe costruirlo da zero l'auditorium? E quindi sì, non esiste oggi un edificio che possa lì dentro assolvere a questa funzione, e un altro punto fermo è che ci sono già 3 edifici là dentro che sono vincolati e quindi non si possono, come dire, toccare o alterare, ma solo ristrutturare. Però diciamo che il dibattito che ha lanciato il sindaco si fonda su un'ipotesi che oggi non è progettata, quindi bisognerà vedere se poi tutti i supporti tecnici di cui disponiamo ci suggeriscono di procedere, ma il finanziamento diventa una parte indispensabile, perché nessun progetto può prendere forma. Ho capito, se non ci sono soldi. rimarrà tale quale. Vediamo insomma. No, perché se già lo Stato dei 5 milioni che doveva mandare ne manda 1,8, già ci sono meno risorse, quindi il Comune va in difficoltà, quindi i soldi non ci sono. Detto questo... Questa è una situazione drammatica alla quale siamo purtroppo sottoposti. Noi stiamo approvando il bilancio, in questi giorni si stanno celebrando le commissioni, quindi tra poco arriverà in Consiglio, sarà un bilancio veramente scarno, e quindi confidiamo e aspettiamo in risorse che possono arrivare nel corso dell'anno. Però dico anche questo, cioè noi siamo in una situazione in cui abbiamo un bilancio che è sgonfio, un bilancio che è povero, ma linee di finanziamento grazie al PNRR per esempio molto importanti, e quindi la parte tram per esempio è finanziata alla grande. Stiamo finanziando col PNRR tanti itinerari ciclabili in città che, con l'occasione di fare la pista ciclabile, sistemi marciapiede, illuminazione, attraversamenti pedonali, barriere architettoniche, metti in sicurezza e rinnovi alcune strade, alcuni percorsi. Per citare alcuni esempi, quindi ci troviamo nella situazione che se individuiamo un canale di finanziamento, alcune opere possono partire. Ecco, noi dobbiamo agganciare la Prandina a questo tipo di opportunità, perché con le risorse del Comune, se no, attualmente non possiamo farlo. Io le ho chiesto solo una domanda: il tempo. E lei ovviamente mi ha detto... Ad oggi non abbiamo tempistiche, perché non abbiamo risorse. Ma, perché è una tematica, poi ci sono delle tematiche, è vero, che hanno più esigenze rispetto ad altre, ma questa tematica è una tematica che sta molto combattuta all'interno della città. Per questo mi piacerebbe una volta per tutte che si risolvesse, perché ogni volta che vengono le varie parti politiche o le varie parti della città di Padova, ovviamente sotto l'aspetto di associazioni o di tant'altro, richiedono parcheggi, sembrerebbe che piacerebbe a questa amministrazione togliere quel parcheggio, e io sarei d'accordo, in Piazza Insurrezione, perché davvero è orribile, però ci vogliono altri parcheggi per ovviamente sostituire, in eventualità, se c'è questa idea, quel parcheggio lì, insomma, perché... Però non siamo stati con le mani in mano non avendo risorse, nel senso che un parcheggio, per esempio la Prandina, lo abbiamo allestito, è un parcheggio provvisorio ovviamente, però intanto cerchiamo di tenere l'area in qualche modo non chiusa e inutilizzata, ma assolve ad una funzione. A me dispiace non dare una data, ma non posso neanche permettermi di raccontare una cosa che non è vera o di scommettere su un elemento che io non ho. Sono un amministratore e sono abituato a dire le cose che posso fare e le cose che non posso. Preferisco, come dire, presentarmi con un no piuttosto che con una bugia, corretto, insomma. Corretto. E purtroppo questi non sono tempi floridi. Corretto. Senta Michalizzi, un'altra area che state valorizzando ovviamente per quanto riguarda l'Arcella, l'area ex Valli, dove avete acquistato il terreno, e quindi anche lì cercate, ogni volta che ci passavo c'era sempre l'erba alta da quelle parti lì, anche lì state cercando di migliorare questa situazione e di fare qualcosa di importante. Ecco, lì per esempio stiamo sfruttando una linea di finanziamento dello Stato di 15 milioni che sono arrivati, che quindi ora possiamo investirli. L'area Valli è diventata di proprietà del Comune circa un paio di anni fa, adesso sono partiti i lavori, allestiremo un giardino quindi tra quella che è l'attuale Piazza Azzurri. Eccola lì.
Ecco, questa è l'area valli. È in una posizione molto strategica per l'Arcella, perché se guardiamo l'Arcella dall'alto, il sistema dell'area ex Valli, ora è area comunale, di fronte alla chiesa di San Carlo Borromeo, è proprio di fronte a Piazza Azzurri d'Italia, il grande piazzale, dove tra l'altro abbiamo dei finanziamenti che tra poco vedranno partire anche i lavori per realizzare la nuova piazza e sistemare la palazzina dell'ex CONI. Tutto quell'ambito, quindi dal Colbacchini alla chiesa di San Carlo, è un ambito che si appresta ad essere riqualificato. Queste sono cose invece che accadranno da ora, perché l'area valli i lavori sono già iniziati, ai prossimi mesi. Qua sì che possiamo dare tempi certi. Quando le risorse arrivano l'amministrazione lavora. Quello sarà un giardino. E quello sarà un giardino con vialetti, illuminazione, quindi sarà il modo che consentirà ai padovani, insomma, di entrare. Speriamo che non diventi zona di spaccio. Infatti per quello parlavo area verde con vialetti, illuminazione, telecamere, insomma tutto quanto, come dire, può servire anche ad un controllo. Io ho questa ambizione, questa aspirazione per quell'area insieme all'area di Piazza Azzurri e alla riqualificazione dell'ex CONI, che diventerà un grande centro culturale, che sia non una piazza dell'Arcella ma che sia una piazza della città, perché noi dobbiamo iniziare a concepire, a organizzare la nostra città perché i punti di interesse cittadini non siano solo nel centro, ma che ogni quartiere, piano piano, possa svolgere una propria funzione, possa avere una propria attrattività. E le risorse che abbiamo all'Arcella ci consegnano questa opportunità. Perfetto, quindi lo vedremo quando sarà terminato questo parco. Ma nell'area valli un giardino, insomma, ci metteremo 4 mesi di lavoro, quindi insomma. Senta amica Rizzi, ultimamente poi parleremo anche di via Friburgo, dove lì sono stati battuti gli arbitri, c'è una polemica in corso e mi dirà la sua, però ci sono alberi che cadono davvero, sono caduti in via Ariosto, in via Cennaia, in via Canestrini, addirittura a Montegrotto, ad Abano, cioè davvero è un periodaccio anche sotto questo punto di vista, non so, alberi che molto probabilmente sono anziani, ma molto probabilmente mal curati, che ne so, oppure destinati a finire. Come tenete sotto controllo questa situazione che può diventare anche pericolosa? Gli alberi sono fondamentali per la nostra vita e sono fondamentali in una città per il contributo dal punto di vista ambientale e anche paesaggistico che danno. È anche il simbolo noi siamo anche affezionati a come presenza. Una città li deve anche tenere però in come dire, in gestione, sono esseri viventi che hanno un ciclo di vita, noi li piantiamo che sono giovani e piccoli e poi quando maturano a un certo punto in un ambiente urbano, quando sono troppo deboli diventano a rischio, come dire, schianto e caduta. Una politica di gestione dell'alberatura serve cosa deve fare? Deve piantare molti alberi in modo tale che noi nel tempo possiamo beneficiare di una foresta che cresce. Quelli che cadono. E evitare che cadano e quindi vanno tolti e vanno cambiati, ricambiati. Quindi bisogna monitorarli prima che diventano deboli, perché se noi andiamo a toglierli quando sono deboli siamo sempre a rischio che poi un albero quando è in condizioni di debolezza possa cadere. Una curiosità, io faccio sempre cavalcavia di Busegana ed è parte per parte ci sono alberi, li monitorate quello perché ho paura quando passo di là? Gli alberi della città di Padova sono tutti censiti. E quindi noi, soprattutto quelli stradali, cioè quelli che stanno in prossimità delle nostre strade, censiti con un programma anche geolocalizzato e quindi i nostri tecnici quando interrogano il GIS su un albero compare una scheda, come una scheda clinica nostra di quando andiamo in ospedale, dove compare l'ultimo controllo che quell'albero ha ricevuto e l'esito di quell'ultimo controllo. E una gestione dell'alberatura che, come dire, pianti molti alberi. Noi siamo una città che ha piantato 10.000 alberi l'anno scorso, stiamo, come dire, popolando, facendo in modo che la foresta urbana cresca, ma
quelli che diventano deboli vanno monitorati e poi No, sostituiti. l'importante è che siano monitorati. Monitorati e sostituiti, altrimenti succede quello che le immagini ci stanno mostrando. E abbiamo una popolazione di 60.000 alberi, quindi... L'importante è che siano monitorati. Poi ritorniamo dopo la pubblicità perché parliamo di via Friburgo. Rimanete con noi, vi ricordo i numeri per interagire con noi, per le telefonate 049, adesso ve lo dico subito, 049 80 77753, per le dirette ovviamente, 345 33 41171 per i messaggi, il sito corrisponde @gruppo-tv7.com per le email durante la settimana e ovviamente siamo anche sulla piattaforma di Facebook, potete mandare i messaggi pure lì. Vi ricordo siamo in rigorosa diretta 19:55, andiamo in pubblicità, rimanete con noi a tra poco.